città distanti ma vicine, due realtà culturali che tanto spesso si sono incontrate e oltre che intrecciate. Queste sono Napoli e Palermo. E Scoop Travel con la crociera della musica, arte e cultura napoletana fa anche questo, creare e riscoprire legami. Entusiasmo a Palermo perché, ti ripeto, il regno delle due Sicilie è ricco, è pregno di eccellenza e di bellezza. Costa a noi, adesso operatori del settore e amministrazione, saper trarre il massimo vantaggio da questo indotto, che è una delle più belle industrie che una regione possa avere. Il turismo però non è solo una sorta di mordi e fuggi, quello vero, quello che vuole portare alla contaminazione del sapere, alla reale conoscenza, non può essere così. Bisogna scoprire luoghi, perdersi tra i vicoli e mercati tipici, tra colori e profumi, e a Palermo farlo risulta a dir poco naturale, ma nelle prossime puntate saranno Alessia e Sabrina a portarci alla scoperta del capoluogo siciliano. Una sorta di missione cultura che non poteva che partire da Palazzo dei Normanni, sede dal 1947 dell'Assemblea regionale siciliana. Qui siamo stati accompagnati dall'onorevole Cristina Cimignisi. È come ritrovare dei cugini in qualche modo, perché il popolo napoletano e quello siciliano sono legati appunto da una grande storia che risale, se vogliamo, anche alla Magna Grecia e poi continua negli anni. Oggi è un bel modo per ritrovarsi anche in un momento particolare della storia in cui veramente abbiamo bisogno di ricordarci che siamo tutti un unico popolo. C'è un momento in cui dobbiamo riscoprire veramente il valore dell'umanità e questa è una bella occasione per cogliere quello che ci unisce, mai quello che ci divide. Spero che questa giornata possa essere un bel ponte di amicizia che si rinnova tra i due popoli. E oggigiorno quanto è importante poi andare a riscoprire la cultura, valorizzare la cultura, investire in cultura e magari con iniziative del genere riuscire a trovare dei ponti nuovi. È l'elemento fondamentale, è quello che ci unisce, che ci aiuta a ritrovare le nostre radici comuni. Oggi più che mai è necessario andare a ritrovare appunto quello che ci unisce. Siamo in un periodo di grandi divisioni ed è fondamentale capire che uniti si può andare lontano, si può crescere insieme, invece divisi non si va mai da nessuna parte. Ed insieme i viaggiatori della nostra crociera hanno vissuto momenti di confronto ma anche di scambio di doni come quelli che arrivano direttamente dal parco archeologico di Ercolano, oltre che ovviamente momenti di svago, anche se qualcuno di non andare sul binario della cultura proprio non ne vuole sapere. Allora, Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento siciliano, ma come sapete questo è anche il luogo dove Ferdinando Borbone, all'indomani dell'arrivo dei Giacobini a Napoli, venne in esilio Vai, con te stavi dicendo? Che stavi dicendo? Ma vaffanculo, Francesco, fammi la cortesia. Ma perché in fondo a niente, scusa? E così tra visite guidate, tour, ma anche tanto divertimento, il nostro viaggio continua e voi continuate a seguirci perché siamo solo all'inizio.